è metà della mia vita ci ho passato qua, quindi sono pronto a mettermi a disposizione di questa gente. Lo sguardo stanco, in sottofondo il rumore delle bombe. La guerra è alle porte di Kiev e il trevigiano Stefano Antonioli ha deciso di restare. Lo fa per essere un ponte tra Italia e Ucraina, tra chi può donare e chi non ha più niente. Ho aperto un fondo, come mi pare aveva detto prima, per dare una mano ai miei colleghi, a chi ne ha bisogno, agli anziani che sono rimasti qua, ma proprio una mano proprio tangibile, nel senso dare soldi. Soldi che mancano, attività, amici di Stefano che non lavorano da settimane e vivono nei bunker. Gli aiuti arrivano, ma non nei villaggi né a Kiev, nel cuore dell'Ucraina sotto assedio. Anche arrivano, però arrivano negli hub di Romania, Romania, Bulgaria, Esatto. Moldova, Polonia, e poi portano dentro. Ma queste cose arrivano allo Stato, tra virgolette, cioè ai militari, agli ospedali, a queste cose qua, all'utente finale, alla persona Alla che gente ha perso. comune. Esatto, alla gente che ha perso il lavoro, che qua vuol dire perdere il lavoro, non è come da noi che si ha la cassa integrazione, lo Stato non garantisce niente. Chi esce dal paese ha paura di non potervi più rientrare e resta attaccato alla sua terra, alle sue attività, nella speranza, ci racconta Stefano, di poter tornare a lavorare quanto prima. Ma al 21° giorno di conflitto i supermercati iniziano ad aprire a singhiozzo, come le farmacie. Che aprono col contagocce, e per esperienza propria ho fatto anche l'altro ieri una coda di 4 ore fuori per entrare in farmacia e poi anche non trovare delle cose basiche. I calmanti, racconta Stefano, non si trovano più. Un collegamento al computer e poi via. Lasciamo chef Antonioli e la sua famiglia ad una nottata scandita da coprifuoco e dal suono delle sirene. Quando quando cominciamo a sentire le sirene ci facciamo su veloci e andiamo nel nostro seminterrato del nostro, diciamo, Stabile? nel nostro stabile, e stiamo là finché è finito il bombardamento, tra virgolette, no? E poi si ritorna su.